I dettagli e retroscena dell'inchiesta che prosegue per danneggiamento nella conferenza stampa dei Carabinieri. Giunta regionale azzerata, almeno 3 assessori hanno appreso la notizia sui social. Il governatore revoca le deleghe dopo essere stato confinato al 3° posto dei delegati per eleggere il Presidente della Repubblica. La Sicilia balla sul filo dell'arancione, scuole aperte anzi chiuse, poi in DAD, comuni contro la regione, continuano gli open day per gli studenti, riaperta inchiesta sui vaccini. E Eugenio Cairone ci racconta come nel quartiere agrigentino la normalità non esista. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sono stati individuati gli autori del danneggiamento della Scala dei Turchi imbrattata con una sostanza rossa nella notte fra venerdì e sabato. I dettagli sull'inchiesta che procede per danneggiamento sono stati resi noti dai Carabinieri. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa ieri al comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, tenuta dal colonnello Stingo e il maggiore La Rovere, che hanno evidenziato alcuni particolari del raid condotto dai 2 favaresi ai danni della Scala dei Turchi. È stato possibile quindi dare una svolta seria alle indagini grazie alla visione dei filmati di diverse telecamere di videosorveglianza collocate dalla Scala dei Turchi a ritroso fino ad arrivare a Favara, passando da Porto Empedocle e Punta Piccola. I video sequestrati hanno evidenziato come un furgoncino, si tratta di un Ford Transit, sia arrivato nella discesa che porta alla Scala dei Turchi e da lì il furgone sono uscite 2 persone, uno dei quali trasportava 2 sacchi e si faceva luce con una torcia elettrica. L'atto vandalico è durato mezz'ora, il filmato ha immortalato i 2 che ritornano dopo 30 minuti. I carabinieri della compagnia di Agrigento, guidati dal maggiore Marco La Rovere, hanno acquisito quindi le immagini del sistema di videosorveglianza di tutta la zona e da cui sono riusciti a estrapolare la targa del furgone che i 2 hanno utilizzato. Quindi le successive perquisizioni hanno consentito di ritrovare all'interno dei magazzini ispezionati guanti sporchi della stessa polvere e ulteriori prove. I 2 indagati sono entrambi di Favara. Lungo il curriculum, quello di 40, costellato da attentati e danneggiamenti, già nel 2002 si era convertito all'Islam, fu autore dell'esplosione di una bombola di gas alla fermata del Duomo di Milano. Nel novembre del 2020 aveva già imbrattato con vernice spray la parete rocciosa della scogliera di Punta Bianca. In mezzo a una serie di attentati e danneggiamenti, uno anche alla Valle dei Templi e alla casa Pirandello, per cui era stato condannato in via definitiva nel 2006. Nel 2012 aveva perfino tentato una fuga dal carcere, quindi tornato in libertà nel 2020 era sottoposto a divieto di avvicinamento ad Agrigento. Comandante, allora quali le ultime novità? Ecco, la compagnia Carabinieri di Agrigento ha provveduto a denunciare 2 persone presunti autori dello scempio avvenuto qualche giorno fa alla Scala dei Turchi. Si tratta di un'azione criminale e scellerata, la cui risposta dell'Arma è stata pronta, decisa e impiegando il massimo sforzo investigativo per individuarli e per assicurarli alla giustizia. Un'azione criminale fatta con coscienza e con volontà per deturpare uno dei beni paesaggistici più importanti della Sicilia e probabilmente anche d'Italia. L'Arma si è impegnata tantissimo perché la protezione dei cittadini e la protezione dell'ambiente passa anche per questo, nell'azione di contrasto a coloro i quali cercano di denigrare tutti i giorni questo territorio. Un'indagine che si è svolta in maniera molto veloce. Un'indagine che necessariamente si è svolta in maniera veloce per dare una pronta risposta, un'indagine molto complessa nonostante la rapidità della risposta che ha impegnato numerose risorse e numerose tecniche. Le prove quali sono? Al momento ci sono delle prove molto importanti che sta valutando la Procura e sono prove che non lasciano alcun dubbio. Grazie. Che tipo di confessione hanno fatto, colonnello? Uno dei 2 soggetti ha spontaneamente dichiarato di essere stato sul posto. Grazie anche alle telecamere di sorveglianza.
Le telecamere di sorveglianza ci hanno consentito di individuare i due soggetti prima delle spontanee dichiarazioni. Al momento si tratta di un reato di danneggiamento aggravato, la Procura sta valutando quali possibili misure prendere nei loro confronti. Non è la prima volta che commettono questo tipo di reato? No, è un reato che purtroppo uno dei due soggetti ha già commesso in passato proprio contro dei beni paesaggistici e dei beni culturali di questa provincia. Per di più si è macchiato anche di reati molto più gravi in un passato non molto recente. Le prove, ci parli delle prove, so che avete trovato le prove in un magazzino? No, di questo aspetto, diciamo, su questo argomento dobbiamo fare riserva, quindi la Procura sta facendo delle valutazioni. Il movente quale potrebbe essere? Voglia di distruggere? Voglia di denigrare il territorio, una specifica volontà di denigrare questo territorio, di renderlo pericoloso agli occhi dei turisti e della popolazione. Qui è necessaria un'azione repressiva molto importante. E l'azione repressiva spetterà a chi dovrà poi valutarla. Sicuramente noi abbiamo un obbligo morale, quello di crescere culturalmente attraverso un senso civico sempre più diffuso, incominciando dai ragazzi ma fino ad arrivare agli anziani, per far sì che questo territorio sia costantemente protetto da noi stessi. Giunta regionale azzerata, scatta la resa dei conti nella maggioranza. Il governatore Nello Musumeci non lascia ma raddoppia. La decisione del governatore di revocare le deleghe agli assessori arriva dopo essere stato schiaffeggiato dall'ARS, che lo ha relegato solo al terzo posto fra i grandi elettori da schierare per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica. Arturo Cantella. Le elezioni dei 3 grandi elettori che dovranno votare il prossimo 24 per l'elezione del Capo dello Stato è avvenuta presso l'ARS nella giornata di ieri, ha causato la crisi del governo Musumeci. I 3 eletti sono stati per la Sicilia Gianfranco Miccichè di Forza Italia, Nunzio Di Paola del Movimento 5 Stelle e quindi il governatore Nello Musumeci diventerà Bellissima, che è arrivato terzo. I 3 grandi elettori voteranno per il Capo dello Stato. Un Musumeci amareggiato che ha dichiarato come non posso non prendere atto dell'esito del voto espresso dall'Aula e del suo significato politico. Se qualche deputato, afferma Musumeci, vile e pavido si fosse illuso con la complicità del voto segreto di aver fatto un dispetto alla mia persona, si dovrà ricredere. Perché il voto di questo pomeriggio per la gravità del contesto generale, continua Musumeci, costituisce un'offesa alle istituzioni regionali a prescindere da chi le rappresenta. Il presidente della regione Nello Musumeci è giunto solo terzo, il presidente dell'ARS Miccichè con 44 preferenze è stato il più votato, 15 voti in più rispetto al presidente della regione, superato anche da Nunzio Di Paola del Movimento 5 Stelle, quindi dell'opposizione, che ha ottenuto 32 voti, che è stato preferito anche da pezzi del centrodestra. Intanto Musumeci ha convocato stamattina la Giunta per formalizzare il ritiro delle deleghe e provvedere a un nuovo esecutivo. La prassi vuole che siano un rappresentante dell'opposizione, il Presidente del Parlamento e il Presidente della Regione. Si è fatto così in ogni parte d'Italia e si è sempre fatto così anche in Sicilia. Di solito il Presidente dell'Assemblea è il più votato, come è normale che sia, poi il Presidente della Regione che prende i voti della sua maggioranza e poi il delegato della opposizione che prende i voti della opposizione. Oggi pomeriggio invece è accaduto che al Presidente della Regione sono mancati 7-8 voti circa rispetto a quelli previsti. Sono stato eletto lo stesso, ma il dato politico rimane. Perché mancano all'interno della maggioranza 7-8 voti, peraltro col voto segreto, perché il voto non è stato palese? Se fosse stato palese avrei avuto più voti di quelli previsti probabilmente. Perché alcuni deputati hanno pensato di compiere nei miei confronti quello che in gergo giudiziario si dice
atto di intimidazione. Si tratta di una sorta di resa dei conti, no? Dal loro punto di vista. Sono deputati che mi hanno fatto richieste irricevibili e quindi ho dovuto dire di no, o deputati con i quali per una questione di igiene non ho voluto mai avere rapporti in questi 4 anni. Vite diverse, visioni diverse, pur nel rispetto del ruolo istituzionale che ognuno riveste. Ora, possono pensare queste 7 scappate di casa che un presidente che non è stato condizionato neanche dalla mafia può essere condizionato da loro? Possono mai pensare di determinare una pressione esterna sul governo? Possono mai pensare di esercitare su questo governo qualunque tipo di richiesta trasversale, mandando messaggi che appartengono al peggiore dei linguaggi della comunicazione? Abbiamo bisogno di guardare lontano, di guardare avanti, di liberare la nostra isola dalla condizione di familismo in cui è stata relegata per tanto tempo. Abbiamo bisogno di guardare al futuro, abbiamo bisogno di volare alto. Me ne sto fregando dei condizionamenti, me ne sto fregando se per strada perdiamo 6, 7, 8 deputati. Abbiamo bisogno di ristabilire un rapporto tra la Giunta e la coalizione e i deputati della coalizione. Ecco perché come primo atto azzero la Giunta. Faremo un esecutivo che deve portarci fino all'ultimo giorno di campagna elettorale. Un esecutivo responsabile. Parlerò con i rappresentanti dei partiti del centrodestra nelle prossime ore, chiederò loro di darmi una rosa di assessori, alcuni probabilmente saranno confermati, e andremo avanti fregandocene di questi mezzucci. Io ve lo dico perché con voi ho un patto di onestà, ve lo dico perché debbo rendere conto soltanto a voi del mio operato concordato con le forze della coalizione, e ve lo dico perché voi dovete avere fiducia nel vostro Presidente della Regione. Qualcuno ha scritto Musumeci verso le dimissioni, Musumeci molla, Musumeci lascia. Ci vogliono ben altri ostacoli per me, per quello che ho visto nella mia vita, per quello che ho superato. Tranquilli, non saranno alcuni atti di viltà politica a poter condizionare le mie scelte. E dopo il voto sui delegati che eleggeranno il capo dello Stato, deputati ed ex assessori criticano il governatore. Tra gli esponenti del governo, infatti, sono almeno 3 quelli che hanno appreso dai social network di essere stati estromessi. Non sono piaciute le parole di Musumeci. Franchi Tiratori li definisce sciagurati, vili, scappati di casa. Si trattiene a stento il presidente della regione, che non riesce a nascondere la rabbia. Ed ecco le reazioni. Il discorso del presidente Musumeci al voto di ieri in aula e all'azzeramento della sua giunta ha provocato tantissime critiche da parte delle forze parlamentari di opposizione all'Ars, tra questi quello del capogruppo del PD Giuseppe Lupo, che afferma come se Musumeci, come dice, ha preso atto dell'esito del voto e del suo significato politico, si dimetta subito. La pausa di riflessione che il presidente della regione siciliana, di fatto sfiduciato in aula, ha annunciato è semplicemente ridicola. Il presidente Musumeci è naufragato in aula a conferma della propria totale inadeguatezza. Quindi commento negativo anche da parte del sottosegretario di 5 Stelle Cancelleri, che afferma come Musumeci azzeri se stesso, non lascia la poltrona nemmeno di fronte alla sua maggioranza sgretolata. Che tristezza, continua Cancelleri, sentire ormai da 5 anni un presidente della regione prendersela una volta con l'opposizione, una volta con i governi romani brutti e cattivi, e quando perde con il voto segreto, ma perché non capisce che il problema è lui, conclude Cancellieri.
Arriva anche il commento del capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, onorevole Nuccio Di Paola. Musumeci ha trovato il coraggio di azzerare la giunta solo in occasione del voto per i delegati al Quirinale, colpito nell'orgoglio e nelle preferenze, e non per rimediare a tutto quello che sta accadendo in Sicilia di fronte al caos in cui ha gettato i siciliani e di cui la responsabilità politica. Inoltre, continua il parlamentare di 5 Stelle, azzera la giunta e subito dopo annuncia di volerla ricomporre, ma facendo riferimento sempre agli stessi deputati di maggioranza che lui stesso ha duramente attaccato. Un comportamento che equivale a cambiare tutto perché non cambi nulla. Quindi arriva il commento anche dell'onorevole Danilo Lo Giudice, deputato regionale di Sicilia Vera e presidente del gruppo misto all'Ars. Le parole pronunciate ieri sera dal presidente Musumeci, afferma Danilo Lo Giudice, sono oltremodo offensive per tutto il Parlamento e per i suoi componenti, che piaccia o no, sono stati democraticamente eletti e rappresentano il popolo siciliano. Se vuole proprio essere concreto nel dare una mano alla Sicilia, il presidente Musumeci prenda atto di non essere più gradito non solo all'intero del Parlamento, ma anche alla stragrande maggioranza dei siciliani e rassegni le dimissioni. Dispiace, continua il parlamentare di Sicilia Vera, che in un momento così delicato di pandemia e con Musumeci abbia il coraggio di fare nomi e cognomi, di dire quali sono state queste richieste irricevibili e, se è il caso, si rivolga agli organi competenti. Covid, mentre i dati mostrano il galoppare in avanti della pandemia che potrebbe colorare la Sicilia di arancione, va in scena una grande confusione sul fronte della scuola. La Sicilia balla sul filo dell'arancione e sono decisive le prossime 24 ore perché 2 parametri su 3 sono stati già superati. Scuole aperte, anzi chiuse, comuni contro la regione. Oggi studenti ancora a casa perché i sindaci dicono no alla riapertura, non ci sono le condizioni per ripartire in sicurezza. Vediamo. Nella settimana tra il 3 e il 9 gennaio del 2022 si è registrato un rilevante incremento della curva epidemica con altri 70.437 nuovi positivi al test molecolare o antigenico, con valori quasi triplicati rispetto al periodo precedente. L'incidenza cumulativa settimanale è aumentata al valore di 1.455 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Caltanissetta, 2.197 ogni 100.000 abitanti, Enna 1.936, Ragusa 1.870, Messina 1.795 su 100.000 abitanti, Siracusa 1.662, quindi Agrigento con 1.486. Le fasce di età che hanno sostenuto la curva epidemica risultano quelle che vanno dai 19 ai 24 anni, con 2.396 casi ogni 100.000 abitanti, e la fascia che va dai 14 ai 18 anni, con 2.129 su 100.000 abitanti. L'andamento dei contagi quindi si è accompagnato a un incremento di ospedalizzazioni, 847 nuovi ricoveri, con ricadute in particolare sulla prevalenza di occupazione dei posti letto nell'area medica. La maggioranza dei pazienti in ospedale nella settimana in esame risulta non vaccinata e con ciclo vaccinale incompleto. Intanto altri 3 comuni in Sicilia sono zona arancione. La stessa ordinanza ha inoltre disposto la proroga della zona arancione nel comune di Ribera fino a mercoledì 19 gennaio compreso. Salgono così a 46 i comuni in zona arancione in Sicilia. Le misure restrittive anti-Covid sono in vigore fino al prossimo 19 gennaio. Anche nella provincia di Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro. Intanto è caos nelle scuole. Diversi sindaci della nostra provincia che, nonostante l'imposizione del governo regionale di riaprire oggi le scuole, hanno emanato delle proprie ordinanze per impedire l'accesso, sospendendo l'attività didattica, disponendo varie sanificazioni o disinfestazioni, un modo insomma per aggirare le disposizioni regionali. Anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha firmato il divieto di entrare a scuola, deciso al termine di una lunga riunione avvenuta dei
sindaci appartenenti all'ANCI fino al prossimo 16 gennaio, così anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo sullo stesso piano, demandando ai dirigenti scolastici l'attivazione della DAD, così anche il comune di Porto Empedocle con il sindaco Martello per i giorni 13 e 14, disposizioni firmate anche dai sindaci di Sciacca Valenti, di Cattolica Eraclea Borsellino, di Racalmuto Maniglia, di Cammarata Mangiapane, di Santo Stefano Quisquina Cacciatore, di Naro Maria Grazia Brandara. Mi trovo ancora a Palermo, quindi vi darò soltanto delle brevi notizie. Domani e dopodomani i sindaci della provincia di Agrigento, il 90% dei sindaci della Sicilia hanno deciso di chiudere le scuole, dando mandato alle dirigenti scolastici di decidere se fare la didattica a distanza o meno. Abbiamo deciso in questo modo per avere la possibilità di sfruttare 4 giorni per evitare contatti tra i bambini e per evitare anche contatti e assembramenti tra i genitori davanti la scuola nell'apertura e la chiusura della scuola. L'abbiamo fatto con grande senso di responsabilità, l'abbiamo fatto perché abbiamo un trend in forte crescita del contagio, non riusciamo ancora a frenarlo e non sappiamo principalmente quali sono i dati reali, perché i dati che ci comunicano l'ASP non corrispondono per niente con i dati in nostro possesso. Siamo tutti convinti che andare a scuola in questo momento manca un elemento fondamentale detto dal Ministro nelle proprie direttive, che è quella della sicurezza. Siamo convinti che c'è qualche cosa che spinge il governo nazionale a essere intransigente con la didattica in presenza. Io capisco che la didattica è importantissima, che bisogna andare a scuola, però bisogna andarci in presenza. I nostri giovani sono soggetti fragili attualmente perché sono in bassissima percentuale vaccinati e allora dobbiamo proteggerli, e per proteggerli dobbiamo utilizzare e sfruttare tutte le precauzioni necessarie affinché la scuola sia realmente in sicurezza. Oggi questi elementi mancano e allora abbiamo deciso di sospendere per altri 2 giorni l'attività. Stamattina c'è stata una task force regionale in cui speravamo che il governo della regione, ascoltando le richieste pressanti di tutti i sindaci della Sicilia e dell'associazione dei presidi e dell'associazione sindacale, prendesse una decisione di chiudere e di sfruttare questi altri 2 giorni di chiusura, e ciò non è avvenuto. Allora con grande senso di responsabilità l'abbiamo deciso noi sindaci. Noi non vogliamo andare in controtendenza con nessuno. Forse la volontà nazionale è quella che dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge con il contagio. Questo significa lasciare feriti e morti in campo. Io non sono per questa linea. Se la linea ufficiale è questa, che ce la dicessero, invece di prendere provvedimenti che vanno in questa direzione e dire altre cose. L'ipocrisia non mi è mai piaciuta e quindi fino a quando le direttive sono quelle di contrastare il virus, io adotterò tutti i provvedimenti necessari per contrastare il virus. Quando in maniera molto chiara l'Europa, l'Italia, così come hanno detto grandi virologi in America, decidessero di andare verso la direzione di condurre tutti il virus per raggiungere il momento di gregge, allora noi ci adegueremo anche a questo. Oggi non sono queste direttive, le direttive sono didattica in presenza e in sicurezza. Noi abbiamo valutato che manca la sicurezza e quindi non autorizziamo la didattica in presenza. Non nascondiamo una seria preoccupazione per l'andamento dei contagi, come avete avuto modo di vedere in salita esponenziale. Non è bastato il decreto festività per arginare questo problema che purtroppo oggi sta avendo delle dimensioni, come dicevo, molto preoccupanti per la nostra comunità. Noi temevamo sicuramente un aumento dei casi dovuti a questa variante Omicron, ma non avremmo mai pensato di arrivare a numeri così elevati. Stasera, dai dati fornitici dall'ASP, dati assolutamente ancora che non sono reali, che non sono in linea con i dati che abbiamo noi come amministrazione comunale, abbiamo cercato di prendere alcune decisioni che ora vi elencherò.
E naturalmente la situazione impone oggi più che mai una presa di posizione netta, una presa di posizione indifferibile da un punto di vista degli organi preposti alla tutela della salute pubblica. Quindi come massima autorità sanitaria locale mi sono interfacciato con i vertici dell'ASP Agrigentina e proprio ieri sera abbiamo inoltrato richiesta al presidente della regione siciliana, il presidente Musumeci, la richiesta appunto di istituzione della zona arancione. Non conoscendo le circolari esplicative delle prefetture o la norma nazionale che oggi imporrebbe la riapertura dei nostri istituti scolastici, perché il governo ha emanato una norma chiarissima dove si dice che le scuole oggi devono essere, le lezioni devono essere svolte in presenza. E allora, premesso che parla un sindaco che ha firmato in tempi non sospetti per avere la scuola in presenza, per avere la didattica in presenza, perché sono convinto e consapevole che la scuola è presenza fisica, che la scuola è socialità, che la scuola è manualità, che la scuola è anche socializzazione fra i bambini. Devo dire altresì invece, e lo dico con estrema chiarezza, che oggi per quanto mi riguarda e per le cose che ho detto poco fa, per tutta una serie di dati disallineati, per tutta una serie di elementi che non ci fanno stare assolutamente tranquilli e che ci hanno portato, ribadisco, a richiedere la zona arancione per la nostra comunità, oggi mi sento di dire con grande senso di responsabilità che per quanto mi riguarda non vi sono le condizioni minime per riaprire gli istituti scolastici. Io avevo altresì firmato dei documenti assieme a tanti altri sindaci, anche nella mia veste di componente della direzione di ANCI Sicilia e di presidente regionale di ALI Autonomie Locali Sicilia. Avevo firmato un documento per l'introduzione del Green Pass nelle scuole, proprio per scongiurare quello che si sta accadendo in queste ore, un vero e proprio caos nel mondo scolastico. La decisione del governo nazionale prima e la decisione del governo regionale oggi pomeriggio, quindi pochi minuti fa, con la task force che si è chiusa e che impone ai sindaci, lasciate anche questa volta con il cerino in mano, di riaprire le scuole, dicevo, non mi convince. E non mi convince per tutte queste motivazioni che ho testé citato. I comuni di Favara e Grotte hanno inoltrato la richiesta di applicazione della zona arancione per i rispettivi territori in seguito ad un aumento dei contagi. I sindaci Antonio Palumbo e Alfonso Provvidenza hanno già formalmente avanzato la richiesta al presidente della regione, al dirigente generale d'ASOE, dopo aver sentito il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento, Vittorio Spoto, e il commissario dell'azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia. Intanto continua l'Open Day per i bambini e i ragazzi dai 5 anni compiuti fino a chi frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria superiore. Gli ultraottantenni possono sempre accedere anche senza prenotazione. Per tutti gli altri utenti invece la prenotazione è necessaria sul sito Sicilia Coronavirus. Prima sessione di vaccini per i bambini sopra i 5 anni al Policlinico di Palermo. Bilancio positivo secondo i responsabili delle vaccinazioni, Claudio Costantino. Vediamo. Oggi è la prima sessione di vaccini ai bambini qui al Policlinico. Com'è andata? Soprattutto se è soddisfatto dei numeri che già ci ha detto sono stati abbastanza importanti. Sì, siamo riusciti a fare quasi più di 15 vaccini rispetto a quello che avevamo preventivato con le prenotazioni, quindi abbiamo fatto degli overbooking se vogliamo, quindi devo dire non possiamo lamentarci, è stato sicuramente un grande successo, abbiamo avuto una ottima rispondenza da parte dei genitori, da parte dei bambini che insomma sono felici, hanno dipinto questa parete qua alle mie spalle, ma soprattutto insomma si sono prestati alla vaccinazione con tra l'altro i ragazzi, studenti di medicina dell'ospedale dei Pupazzi che hanno di fatto allietato il momento della vaccinazione e tutti i momenti anche di attesa pre e post vaccino. Possiamo lanciare un messaggio a chi in questo momento magari come genitore
è un po' scettico per vaccinare appunto i propri figli? Beh, io credo che con la variante Omicron abbiamo capito che questo virus ormai è diventato un virus quasi endemico, quindi ormai circola nella popolazione in maniera quasi incontrollata, e quindi è fondamentale vaccinare i nostri bambini, perché è vero che i bambini tendenzialmente fanno delle forme più lievi, ma sappiamo anche che a qualche bambino può capitare appunto che abbia delle forme di long covid, quindi con delle conseguenze anche a lungo termine, e quindi dobbiamo assolutamente proteggere i nostri bambini, e quindi se possibile vacciniamoli. Io sono papà di 3 bambini, ne posso vaccinare solo uno per età, ma aspetto che sblocchino anche il vaccino per i sotto i 5 anni per poter vaccinare gli altri 2, quindi assolutamente vacciniamo i nostri bambini. False vaccinazioni, l'infermiera arrestata a dicembre dalla Digos confessa: sono pentita, ecco i miei complici, in corso nuove indagini. C'è il servizio. Lo avrebbe fatto soltanto per soldi, nello specifico per pagare gli studi universitari a suo figlio. E questa è la giustificazione che Anna Maria Lobrano, l'infermiera del civico arrestata il 21 dicembre scorso, poiché avrebbe finto di vaccinare almeno 14 persone che avrebbero per questo pagato anche 400 euro all'hub della fiera, che estraneo ai fatti avrebbe fornito nell'interrogatorio reso il 5 gennaio scorso. Anna Maria Lobrano si dice pentita ed ammette tutte le contestazioni che le muovono il procuratore aggiunto Sergio De Montis ed il sostituto Felicio De Benedettis, ma fa anche tanti nomi che lasciano così intendere che il giro delle finte inoculazioni in cambio di denaro sarebbe molto più vasto, ed è proprio ciò su cui sta lavorando la Digos guidata da Giovanni Pampillonia. A dicembre, assieme a Lobrano, difesa dell'avvocato Marretta, erano stati fermati anche il leader Novax Filippo Accetta e Giuseppe Tomasino. Quando ho accettato di effettuare falsi vaccini, sapevo che non avrei percepito per ragioni fiscali lo stipendio del mese di novembre, così si giustifica la donna. L'infermiera nell'interrogatorio ha comunque confermato soltanto le finte vaccinazioni già individuate dagli inquirenti, in alcuni casi dicendosi impietosita dei timori di coloro che si sarebbero rivolti a lei, compresi 2 suoi vicini di casa e la madre di 2 ragazze, oltre a un poliziotto in servizio in un commissariato cittadino, un pregiudicato e una collega impiegata nello stesso hub. L'indagata era impiegata alla fiera dal 2 novembre scorso e secondo l'accusa è molto probabile che possano essere molte di più le persone coinvolte nel giro delle finte inoculazioni. Ho conosciuto Giuseppe Tomasino, spiega la donna al pubblico ministero, ad una festa ad ottobre. In quell'occasione mi chiedeva di dargli una mano in quanto era un Novax convinto e non voleva assolutamente effettuare il vaccino. Lobrano racconta di aver incassato 200 euro per i tamponi, oltre che altri 400 come ulteriore compenso. L'infermiera spiega che in effetti qualche giorno dopo, il 10 novembre, si presentarono al lab della fiera Accetta con i suoi figli e Tomasino. In quell'occasione effettuavo la falsa inoculazione, ammette, del vaccino a Tomasino. Accetta a uno dei suoi figli, mentre l'altro andò via perché aveva paura. Dopo la falsa vaccinazione fui contattata da Tomasino perché il figlio di Accetta temeva che gli avessi inoculato effettivamente il siero, ma io lo rassicurai, dice ancora la donna, un dato che emerge peraltro chiaramente dalle intercettazioni. L'infermiera conferma poi che la modalità sarebbe stata sempre la stessa, tutte le false inoculazioni avvenivano alla stessa maniera, come anche dai video svuotavo, dice, il contenuto della siringa in una garza, infilando poi l'ago nel braccio della persona senza tuttavia iniettargli nulla. Lobrano ammette poi di aver fatto falsi vaccini anche a 2 ragazze e aggiunge: ho fatto anche la falsa vaccinazione a 2 miei vicini di casa che mi avevano manifestato il loro timore per la vaccinazione. Impietosita dal fatto che la ragazza avesse bisogno di lavorare mentre il fratello, soggetto autistico ed epilettico, frequentava l'università, ho proposto di effettuare una vaccinazione simulata, come poi ho fatto. L'infermiera ammette anche di aver effettuato la falsa vaccinazione a un poliziotto, dal quale però non avrebbe ricevuto alcun denaro. La Polizia Agrigentina, nell'ambito delle attività volte al rispetto delle norme anti-Covid in occasione dell'ultimo fine settimana, con ordinanza del questore Maria Rosa Iraci, ha intensificato i controlli tra Agrigento e provincia. In particolare sono state controllate oltre 600 persone, tutte munite di regolare Green Pass, ad eccezione di 6 sorprese all'interno di un locale ricettivo di Licata, prive del documento verde e pertanto sanzionate. I controlli sono stati estesi ad oltre 100 attività commerciali e a Licata sono stati sanzionati i titolari di 4 ristoranti poiché consentivano al loro interno la presenza di clienti privi di Green Pass e mascherine. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Nessun ripristino dei luoghi dopo i lavori alla condotta idrica. Il titolare di un bar a tabacchi di Fontanelle ad Agrigento lancia un appello al microfono di Eugenio Cairone. Ad agosto dello scorso anno, ovvero 5 mesi fa, in via Mazzini, all'altezza del bar tabacchi all'ingresso di Fontanelle, si è riparato un guasto nella condotta idrica che serve la zona, ma ci si è scordati di ripristinare i luoghi dove in tutto questo tempo, tra l'altro, è pure spuntata un'aiuola fatta di erbacce. La situazione crea problemi ai clienti dell'esercizio commerciale, il cui titolare Francesco Genova non sa più a chi rivolgersi perché possa tornare il decoro davanti alla sua attività. Ed è lui a raccontare l'incredibile vicenda. Francesco Genova, qual è la situazione qui? La situazione è che dal 3 settembre, come da comunicazione fatta tramite posta elettronica al comune di Agrigento, noi abbiamo avuto gli scavi ad agosto, il 24 e il 25 di agosto 2021, scavi di lavori di ripristino della condotta idrica da parte dei dirigenti APE. Ora, appena hanno fatto il loro scavo, il ripristino del mando stradale non è stato più fatto per poi tutte le vicende inerenti al dirigente APE. Abbiamo segnalato al comune perché ci hanno detto che è di competenza ora del comune ripristinare la situazione stradale, ma tutt'oggi, dopo anche cercare di parlare con qualcuno, non ci è stata data risposta in merito a questo problema, che non era di competenza loro e che hanno segnalato il discorso alla nuova gestione dell'acqua. Quindi c'è un come si dice? Scaricabarile. Uno scaricabarile di questa situazione. Sta il fatto che siamo già giunti al 12 di gennaio e qua la situazione, come vedete, ora addirittura si è formata l'aiuola davanti all'ingresso di un esercizio pubblico dove si sta attento alle problematiche sanitarie, e qua noi abbiamo sporcizia davanti all'ingresso di un locale. Baby gang di rapinatori seriali, 11 arresti a Palermo. C'è il servizio. Nelle prime ore di oggi nel capoluogo palermitano la locale autorità giudiziaria ha delegato la questura e il comando provinciale carabinieri di Palermo all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati, tra cui 2 minorenni, 10 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di rapina, furto e lesioni personali. I reati contestati sono 21, avvenuti tra il 10 settembre e il 17 novembre dello scorso anno, consistenti in 3 episodi di furto e nella quasi totalità dei restanti casi rapine consumate o tentate in danno di vittime individuate nel pieno centro della città. L'operazione scaturisce da una meticolosa indagine avente ad oggetto una baby gang composta da giovani poco più che maggiorenni che, utilizzando la forza del branco, terrorizzavano giovani vittime che in ora notturna transitavano per le vie di questo centro cittadino, rapinandole di telefoni cellulari di ultima generazione e di denaro contante. Il quadro probatorio è stato accolto dalle competenti autorità giudiziarie del Tribunale di Palermo e del Tribunale per i minorenni, che nel provvedimento restrittivo delineano come i reati contestati siano espressione di una criminalità di branco riconducibile a gruppi di giovani delinquenti che dall'azione collettiva ricavano una maggior spinta criminale. Il complesso contesto investigativo avviato dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Squadra Mobile e dall'Arma dei Carabinieri, consentiva di raccogliere e analizzare numerosissime immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza presenti nei luoghi, teatro degli eventi delittuosi, e permetteva di identificare un gruppo di soggetti facenti parte della pericolosa baby gang. L'identificazione degli indagati è stata poi avvalorata dalle individuazioni fotografiche alle quali venivano sottoposte le singole parti offese, che riconoscevano senza alcuna ombra di dubbio gli indagati quali autori delle rapine subite. Premesso tutto ciò, come disposto dalle competenti autorità giudiziarie, personale della Squadra Mobile ha eseguito 6 provvedimenti restrittivi e il comando provinciale di Palermo ha dato esecuzione ad altri 5 provvedimenti restrittivi. Giova però precisare che gli odierni destinatari di misura restrittiva sono allo stato indiziati in merito ai reati contestati e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l'emissione di una eventuale sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.
Alla guida della sua Vespa senza assicurazione e patente, appena ha visto la paletta degli agenti della sezione volanti della questura, non ci ha pensato un attimo ad accelerare e scappare. Un trentenne agrigentino si è reso protagonista di un inseguimento sul viadotto Acragas con i poliziotti che però alla fine sono riusciti a fermarlo e identificarlo. Per lui è scattata una multa di ben 6.000 euro con le contestazioni di non avere assicurazione, patente e di essere fuggito all'alto della polizia. I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato un 38enne del posto LC, queste le iniziali, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di un mirato controllo domiciliare, è stato sorpreso in possesso di 31 grammi di hashish, di cui 6 grammi già suddivisi in dosi e pronti, secondo l'accusa, per essere spacciati. In casa è stato ritrovato anche un bilancino. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il 38enne, ufficialmente senza lavoro, è beneficiario del reddito di cittadinanza. È stata inoltrata all'INPS la richiesta di sospensione della carta. Intanto l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La mostra itinerante della DIA fa tappa a Messina, scoperta la teca con l'auto della scorta del giudice Falcone. Vediamo. È tornata a Messina l'auto di scorta di Giovanni Falcone, coinvolta nell'attentato di Capaci. La teca contenente i resti del mezzo sul quale viaggiava il magistrato sarà visibile nell'atrio del Vittorio Emanuele fino a sabato 15 gennaio. All'interno del teatro sono stati esposti cartelli e materiale che raccontano le attività delle forze dell'ordine, e in particolare della DIA, che ricorda il suo trentennale. Io continuo ad emozionarmi ogni volta che vedo questa teca. Non posso non ricordare quei 3 ragazzi, a parte chiaramente il giudice Falcone e la moglie, ma quei 3 ragazzi che conoscevo per vederli tutti i giorni davanti alla stanza del capo della squadra mobile dell'epoca, e quando si riunivano prima di partire per il loro servizio. È importante che la memoria continui a essere evidenziata, manifestata, raccontata alle giovani generazioni, perché non è possibile che i ragazzi di oggi pensino alla mafia come qualcosa di distante, come qualcosa di lontano, come qualcosa dei tempi di Falcone e Borsellino, come mi ha detto un ragazzo in una scuola del nord Italia poco tempo fa. La mafia è attuale, è presente, oggi fa affari più che sparare, oggi cerca di accaparrarsi imprese economiche, di entrare nel mondo degli appalti, se possibile anche negli appalti del Recovery Fund, ma su questo stiamo lavorando per impedirlo fortemente, ma dobbiamo continuare a dirlo con forza. La mafia non è morta, la mafia è viva, e se non facciamo attenzione, se non lavoriamo in maniera decisa per contrastarla, rischiamo di farla diventare talmente forte che poi sarà impossibile debellarla completamente. La mafia oggi è molto più internazionale, non ha confini né del paese né dell'Europa, si sviluppa in tutto il mondo, ha cambiato radicalmente i propri interessi, oggi è molto orientata sui traffici internazionali di stupefacenti e sul riciclaggio degli ingenti proventi che vengono dal traffico di stupefacenti. Il reinvestimento oggi non è soltanto in puro riciclaggio dei soldi, ma è il tentativo anche di darsi una nuova veste imprenditoriale, di darsi una nuova facciata, di non essere più vista come quelli con la coppola e la lupara, ma di persone che hanno studiato magari all'estero o in importanti università in Europa o nel nord Italia, e che hanno voglia di rigenerare i loro patrimoni investendoli in attività lecite. Non dobbiamo però dimenticare che quei patrimoni grondano sangue, questo sangue, come che vediamo in questa teca, e che quindi il nostro compito è quello di confiscarli. Costa Concordia, 13 gennaio 2012, una notte interminabile, il ricordo di quell'esperienza, la nave da crociera che urta contro gli scogli davanti l'isola del Giglio di uno dei passeggeri. Vediamo. Un'esperienza indimenticabile, ovviamente, come ho sempre detto, il tempo è cura, perciò sono passati 10 anni, anche se quella notte rimane sempre nei nostri ricordi, ovviamente non si può dimenticare.
In questo momento stiamo vedendo delle immagini che ricordano quei drammatici momenti. Era una bellissima serata, avevamo trascorso tutta la giornata a Roma con la famiglia e eravamo arrivati al ristorante intorno alle ore 21, che era il secondo turno della cena, era al ristorante Milano. Avevamo appena ordinato e non appena ho fatto un brindisi con mia figlia di 4 anni e abbiamo sentito un tremolio sotto proprio il nostro pavimento, ed era un tremolio anomalo e sentivamo l'acciaio che si contorceva, che questo rumore che ricorderò per sempre. E da lì in poi c'è stato subito l'inclinazione della nave e il fuggi dal ristorante, ovviamente il blackout, e da lì in poi c'è stato il panico totale. Io ho tenuto la mia famiglia ferma al tavolo, sempre ovviamente con impauriti, però perché ovviamente il panico fa più vittime dell'incidente stesso. Avendo fatto già altre crociere, questa era la 7ª, ho capito subito che non era una cosa normale, quel tremolio e l'inclinazione e con tutti i piatti che cadevano. Ovviamente da lì in poi ho capito che comunque era un'emergenza e c'era stato un incidente grave. Una nave così non si può inclinare. Stop and go nello sport. Calcio, il Pro Favara ferma anche gli allenamenti. Basket, Serie B, lo scontro al vertice della classifica già rinviato per Covid fra Fortitudo, Agrigento e Bisceglie sarà giocato giovedì prossimo 20 gennaio. Arturo Cantella. Dopo le notizie di ieri di positività di alcune giocatrici della pallavolo femminile della SEAP Aragona e di alcuni componenti dello staff che per fortuna non sono stati in gran numero, per cui la SEAP andrà a disputare la partita con la futura Volley di Busto Arsizio. La scure del Covid si abbatte anche sulla Pro Favara. La società giallo-blu, impegnata nella preparazione in vista della ripresa del campionato, ha dovuto sospendere le attività a causa di un focolaio riscontrato nel gruppo squadra con la positività di alcuni tesserati. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Favara in una nota stampa. A causa della positività di un gruppo di tesserati, la SSD Pro Favara 1984, si legge nella nota, ha disposto lo stop degli allenamenti. La società in queste settimane ha alzato il controllo sul gruppo squadra, predisponendo anche un controllo a tappeto con testi rapidi a ogni rientro dei giorni di pausa, nonostante ogni forma di prevenzione. Tra i quasi 1000 contagi registrati a Favara, adesso si aggiungono anche quelli di un gruppo di tesserati. In questi giorni saranno altresì sanificati tutti gli ambienti dello stadio Bruccoleri, come ad esempio lo spogliatoio, l'infermeria e altri spazi comuni. Intanto la sfida tra le prime della classe si farà. Agrigento sfiderà Bisceglie al Palamoncada il 20 gennaio alle ore 20:30, recuperando il match annullato per motivi legati al Covid della squadra pugliese. In classifica si avvicina Salerno a quota 20, ma Agrigento e Bisceglie rimangono saldi in testa alla classifica a quota 22. Quindi domenica la Fortitudo andrà a Cassino per sfidare la Virtus prima del big match di giovedì prossimo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.